curiosissimo di sapere se c'è il popolo della notte sveglio a quest'ora, proprio apposta lo posto di notte, poi magari lancio anche una notifica Telegram di mattina per sapere chi, magari qualcuno che vive all'estero oppure che in Italia è rimasto sveglio per guardarsi questa partita. Ne parliamo, non è un'analisi tattica, è una raccolta anche di curiosità. Cominciamo! Allora, io sono Valerio Fluido, magari qualcuno si affaccia sul canale curioso di sapere qualcosa sul mondiale per club, potreste non conoscermi, io do il benvenuto al nuovo arrivato Fabiano Langella e a tutti quelli che si vorranno iscrivere e chiedo alla mia community parecchi like a prescindere, giusto per suggerire all'algoritmo che questo è un argomento interessante, anche se onestamente lo 0-0 penso che di base, anche per quelli che non sono appassionati delle due squadre, non porta grande curiosità. Però è stata una partita anche piacevole, se vogliamo, in un clima abbastanza non ideale, ecco, per giocare a calcio. A Miami, si sa, è umido, fa caldo anche di notte. Penso percepiti più o meno c'erano 30 gradi, 67% di umidità, insomma non era facile. E abbiamo visto andare in scena la prima partita del Mondiale per Club tra l'Al-Ahly e l'Inter Miami, ovviamente di Messi, perché così si deve dire, e alla fine Messi sale in cattedra e distribuisce un po' di calcio in due squadre che onestamente arrancano un pochino tecnicamente. Però c'è anche da dire che la partita è stata abbastanza piacevole. Nel primo tempo la squadra egiziana, l'Al-Ahly non è della Saudi Arabia, è una squadra egiziana e devo dire la verità, meglio dell'Inter Miami, hanno creato più presupposti. Alla fine mi sento di dire che i migliori in campo, escluso Messi, sono stati i due portieri delle due squadre. Ci spostiamo? Sì, ci spostiamo da questa parte. Il buon Lionel alla fine si deve prendere tutte le responsabilità. Si prende delle pause giustamente in campo per poter dare il massimo quando può provare uno strap, un dribbling e cercare di mettere i compagni in porta o andare lui. Però insomma è chiaro che allo sguardo di uno che quasi dice ma che ci faccio qua, nel senso che anche i suoi compagni più famosi tipo Sergio Busquets o Suarez non sono in grande forma e lui invece dall'alto della sua tecnica ne ha ancora da dare, onestamente. Prima di passare alle immagini, un po' di curiosità di campo, insomma anche di statistiche. Vedete, l'attack momentum si distribuisce molto meglio la squadra egiziana nel primo tempo, con occasioni importanti. Nel secondo tempo Messi decide insomma di navigarla la partita e quindi creano qualcosa in più. Le formazioni, perdonerete, ma non conoscevo nessuno della squadra egiziana. Molto mobile questo Trezeguet, il numero 7, che qua portano punta ma in realtà ha giocato tutto sull'esterno, quasi un esterno sinistro naturale. Purtroppo è lui poi a fallire il rigore, perché c'è stato un rigore netto per l'Al-Ahly e lo fallisce. Nel primo tempo avrebbero potuto passare in vantaggio più volte. L'Inter Miami con questa sorta di 4-4-2, ovviamente con Messi che non è seconda punta, gioca a tutto campo dove ritiene più opportuno. Se vedete, insomma, si mette lì sulla tre quarti, si abbassa molto anche per ricevere palla, perché lo stesso Sergio Busquets sì, ma non lo trova sempre. Purtroppo Sergio Busquets il piede ce l'ha sempre, però è molto statico, quindi deve arrangiarsi giocando di prima. Se non trova il movimento dei compagni diventa difficile. No, mi sono divertito di più. Ah, di più? Sì, perché in realtà giocare in Cina era molto molto difficile. Tu avevi soltanto 3 stranieri e dovevi provarci tutto il tempo. E non riuscivi a fare le cose e dovevi provarci. E tra le varie curiosità, Federico Redondo non è altro che il figlio del più famoso Redondo. E la cosa assurda è che lui era anche nel giro della nazionale, insomma, Argentina, e c'ha 22 anni e gioca nell'Inter Miami. Magari non sarà il più talentuoso dei centrocampisti, però
se cresci lì non cresci tantissimo e mi sembra un peccato. Aiutatemi nei commenti se avete altre curiosità, cose da poter aggiungere a questa analisi di un calcio che conosciamo pochissimo, che è calcio giocato in America nella MLS. Tra l'altro oggi si giocava anche un turno di MLS e quindi in qualche modo guarderemo anche squadre, cercheremo di, non dico di studiarle, ma insomma il calcio va visto a 360 gradi, non c'è solamente il Napoli, non c'è solamente il calcio europeo. Ustari, il portiere dell'Inter Miami, ex Getafe, ex anche Boca, portiere di 38 anni di grande esperienza, che fa la sua partita, risulta il migliore in campo ovviamente dopo aver parato il rigore. Come vedete a livello di statistiche un po' più di possesso palla per l'Inter Miami, però le chance più grandi le hanno avute gli egiziani, 5 contro 3. L'Inter Miami finisce col tirare di più in porta, di tirare di più in generale, non sempre in porta, però non sono precisissimi, e infatti 6 finiscono in porta quelli dell'Inter Miami e 8 quelli dell'Al Hilal. Questa è una delle occasioni del club egiziano dopo un primo tentativo parato in uscita, insomma, da tentativo ravvicinato, il portiere esce e gliela para. Qua una grande parata distinto, il colpo di testa dal limite dell'area piccola verrà parata distinto proprio sulla linea da Ustari. Messi prende pure un bel calcione sul ginocchio, ovviamente quando ne salta uno poi dopo gli vanno a sbattere addosso per cercare di fermarlo. Qui però c'è già stato credo un goal in offside dell'Al Ahly e una punizione della punta Abu Ali, il numero 9 della... sto cercando di scavare anche la memoria, non è facile ricordarsi. Punizione centrale, parata facile, e questa è l'occasione del rigore. Sgambetto, insomma, lo ostacola, rigore netto. Una curiosità: io aspettavo magari intervento VAR, non ho capito ancora se c'è il VAR, immagino di sì, perché che diamine, ci deve essere. Ma abbiamo una novità, che è la referee cam, la telecamera, proprio una GoPro che praticamente tengono addosso gli arbitri, che quindi nei momenti insomma concitati ci fanno vedere anche dal loro punto di vista l'azione. È bella sta cosa qua, perché tu dici dalla sua visuale cosa ha visto, cosa poteva vedere, e poi vedi gli altri replay. Secondo me questa è una cosa interessante, insieme al concetto di poter annunciare al pubblico qual è la decisione, perché l'ha presa. Questo è un tentativo di creare meno polemiche, o almeno di tranquillizzare il pubblico. La referee cam è secondo me una situazione interessante che si può pensare di portare anche in Europa. Purtroppo Trezeguet non la angola abbastanza e il portiere riesce a intuire la traiettoria, insomma una parata anche abbastanza facile, e quindi si resta sullo 0-0. Trezeguet, non sei quello là, famoso David Trezeguet, non sei lui, no. Inquadrate tante star del calcio. Qui vediamo Arsène Wenger seduto accanto a Beckham, mica male. Poi abbiamo visto inquadrato anche Zanetti, ovviamente, e dopo ne vedremo uno che fa piacere vedere. Nel finale di primo tempo si scuote un po' l'Inter Miami. Ovviamente Messi va a tirare tutti i calci di punizione, tutti i falli, anche i falli laterali. Nel secondo tempo ha battuto, per velocizzare un po' il gioco, ne ha battuto anche uno da fallo laterale. Tutti i corner, e su un'occasione da corner c'è questo tentativo di lob dalla sinistra e c'è un salvataggio sulla linea clamoroso in spaccata volante, quasi in rovesciata, e quindi qua vicino al vantaggio l'Inter Miami. Prima dell'inizio del secondo tempo vediamo per esempio Del Piero che va a salutare Messi, vedete Suarez, ho intravisto anche Djorkaeff e una serie di altri personaggi che mi riportano a un calcio che è poi quello con cui ho iniziato ad appassionarmi. Questo dovrebbe essere il logo proprio della FIFA World Cup, quindi gli fanno le magliette per le celebrità, insomma. Questo è lo sguardo di Messi quando si rende conto, lui stesso non lo sapeva, che l'allenatore dell'Inter Miami è Mascherano.
Lo sapevate? È proprio lui, è mascherato. E qui succede l'imponderabile. Messi prende la mira, ovviamente nessuno si può avvicinare quando c'è un calcio di punizione, la tirerà sempre Messi, e prova una traiettoria bassa ma che gira molto, e adesso cerco di simularla, ma più o meno la palla fa così e finisce sull'esterno della rete. Ora io non riesco nemmeno a capire dalle inquadrature se c'era un buchetto nella rete o se semplicemente ha dato l'illusione del gol. Ma mezzo stadio ci ha creduto, nonostante signori tifosi delle Americhe, quando si segna i giocatori esultano. Se Messi fa così e si dispera così, non è che è dispiaciuto per il gol che ha segnato, e non è gol, lui se ne è accorto subito. Da questa visuale, ovviamente droni, grande tecnologia, da questa visuale si vede ancora meglio l'idea di Messi di fregare il portiere sul primo palo. Non frega il portiere, ma sicuramente questa signora che ha urlato gol, 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 proprio si è sfogata alla grande, proprio esultando. Sembra che insomma invece era proprio convintissima del gol, come tanti altri che vedete che esultano. No, esterno della rete, non vale come punteggio. Varie occasioni per il Miami, occasione ravvicinata, parata dal portiere, qua sale in cattedra il portiere egiziano. Tiro di Messi da fuori, non difficile, Messi ispira ma i compagni la buttano fuori. Qui è entrato Fa di testa su cross di Messi, e qui da posizione ravvicinata la tocca quel tanto che basta il portiere per mandarla sulla traversa. Ed eccolo qua, Roby Baggio accanto a Infantino, che insomma forse non è contentissimo dello 0-0, la partita si sta lentamente spegnendo, ma Messi non si arrende. Dopo questa inquadratura di Roby Baggio, Messi rinuncia anche a tirare il famoso calcio d'angolo verso l'aria, spesso l'ha tirata verso il portiere, perché provaci, poi se non segni tu contro questi portieri, dove chi la deve fare? In questo caso chiede uno scambio con un compagno e va praticamente al tiro dal limite dell'area, una roba alla Mertens se vogliamo capirci, e la palombella era perfetta, e qua fa il miracolo il portiere che la devia ancora una volta sulla traversa, quindi Messi ci va molto vicino per la seconda volta. E in chiusura Falcon, uno dei difensori centrali dell'Inter Miami, colpo di testa ravvicinato e di testa il portiere della Lali. Una parata alla tagliatela, per chi magari ha i ricordi di quel Napoli lì. Di testa distinto la respinge, e quindi la partita si chiude sullo 0-0 dopo circa 7-8 minuti di recupero. Chissà se vedremo anche dei recuperi lunghi, proprio almeno forse nelle partite che non si sbloccano, per favorire lo spettacolo. Si sa, uno dei problemi per i tifosi degli sport americani è che nel calcio c'è poco punteggio, si segna poco e loro hanno l'impressione che non stia succedendo nulla. Ma anche uno 0-0 può essere piacevole, noi lo sappiamo, ne siamo consapevoli. Per loro devono esserci grandi numeri, altrimenti sembra che hanno sprecato una serata fuori con gli amici. Tra l'altro io non so qual è la comunità egiziana presente a Miami, potetevi dire voi nei commenti. Semplicemente ho visto gente con la maglia della Lali quando batteva i calci d'angolo Messi, gente che tirava fuori le bandiere del Barcellona. Insomma, è anche chiaro che se tu sei un appassionato di calcio e hai una squadra minore come tu, magari Heritage, li segui perché c'hai magari un parente che è nato lì, oppure sei nato lì, e mi sembra anche accettabile che poi sei simpatizzante di una squadra più importante che magari vince qualcosa e di cui si sente parlare se ti piace il calcio. Quindi abbiamo avuto un po' di egiziani simpatizzanti di altre squadre e semplicemente contenti di vedere delle leggende, che sono ancora delle leggende, come Messi, Suarez. Alla fine è sembrato uno spettacolone non dico partita del cuore, ma sapete quelle partite tra leggende, tra vecchie glorie, vedere Suarez tutto appesantito che cerca di correre dietro al pallone, vedere Busquets che sfotte anche l'arbitro, si prende una ammonizione perché non lo rispetta affatto, si vede, si intuisce. Questo dispiace un pochino, mentre onestamente da Messi
niente da dire nei suoi riguardi, perché ha fatto la sua partita, una partita più che dignitosa, predica nel buio e ci ha provato insomma a dare un senso alla partecipazione, non ci è riuscito. Fatemi sapere se vi interessa insomma continuare questa miniserie di calcio internazionalissimo. Domani ci sarà il Bayern contro l'Auckland City, il Paris Saint-Germain contro l'Atletico Madrid, mica una partita da poco, il Palmeiras contro il Porto e il Botafogo contro il Seattle Sounders. Io avrei delle cose da fare, però segnalatemi anche qualche partita prossima, per esempio, che magari può essere interessante vedere per qualche curiosità, e cercherò di portarvi il contenuto adatto. L'avete sentito? Aspetta, i like. L'avete sentito che De Bruyne ha detto io odio perdere, sono venuto qua per vincere. Un altro video su De Bruyne, un pezzettino. Ha detto proprio io sono venuto qua per vincere, un po' come disse McTominay. Non sono venuto per fare delle fotografie, sono venuto per vincere. McTominay ha vinto. De Bruyne ha detto io sono qua per vincere, io odio perdere. Dove l'avete sentita? altre volte l'odiare perdere, il non sopportare la sconfitta, il voler vincere che ti porta poi a non sopportare, l'avete sentita da Conte, da New York. Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio e vi bacio. Vi siete svegliati oppure eravate ancora svegli? Fatemi sapere insieme ai commenti, like, le cose.